Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale contro l'influenza stagionale per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze avviata dall'ASP di Agrigento. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio provinciale, presso gli studi dei medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, nei centri di vaccinazione aziendale. I medici di famiglia generale hanno ricevuto i primi quantitativi di vaccino dedicato alla copertura dei soggetti di età pari o superiore ai 60 anni e per tutti gli aventi diritto di età inferiore ai 60. Il programma di vaccinazione è rivolto ai bambini che hanno compiuto il 6° mese di vita, ai soggetti con patologie a rischio di ogni età, ai pazienti ricoverati in strutture per lungodegenti, ai familiari di persone ad alto rischio, al personale appartenente alle categorie di pubblico interesse, agli operatori sanitari, al personale operante presso le scuole, docenti e non, al personale che per ragioni di servizio è contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus non umani, alle donne in qualsiasi semestre di gravidanza e ai donatori di sangue. Nel corso della campagna offerta in co-somministrazione con l'antinfluenzale la vaccinazione antipneumococcica o in alternativa nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco il vaccino anti-ZOS, la vaccinazione anti-DTPA, a richiamo decennale il vaccino contro il virus respiratorio per le gravide dalla 32esima alla 36esima settimana di gestazione e per le persone a rischi di patologia di età superiore ai 60 anni. Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino influenzale va fino al 28 febbraio 2025 al fine di garantire livelli efficaci di copertura anticorpali nel tempo, dal momento che il picco di diffusione del virus si raggiunge nella nostra regione tra dicembre e marzo. La diffusione interumana si può verificare per via aerea attraverso gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, che anche attraverso le mani contaminate da secrezioni respiratorie. Il servizio di epidemiologia dell'ASP raccomanda per limitare la diffusione del virus influenzale, oltre che una buona igiene delle mani, di coprire naso e bocca quando si tossisce e starnutisce. Qualora se ne presentasse la necessità, si consiglia l'isolamento a casa dei soggetti con malattie respiratorie febbrili in fase iniziale e il ricorso al consiglio dei medici generali e di quelli di famiglia.